Eccoci qua, sono riuscito ad arrivare giusto in tempo. Allora, un attimo soltanto che setto le ultime cose. Allora, eccoci qua. Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Così già si vede molto meglio. Ok. Ah, posa cenere. No, se la metto davanti alla telecamera è un problema. Eccoci qua. Allora, è tutto settato, tutto va bene, tutto va tranquillo. Passiamo un po' la voce perché sennò vi uccidete le orecchie. Ok, lo mettiamo così. A posto, 3 minuti. 3 minuti, tanto già il rumor dei giorni scorsi ha confermato un attimino che il DLC di Alan Wake uscirà il 22, lo stesso giorno di Amanda di Explorer 2. Quindi martedì penso sarà una bella serata, bella piena con le live, eh. Mo' vediamo un pochino come organizzarci. Addirittura un pick. Gianmarco, addirittura c'è il conto alla rovescia, nel banner sotto c'è scritto Welcome to Xbox Partner Preview. Aspetta che sta ancora passando. Sarà uno show di 25 minuti featuring un'occhiatina al DLC di Alan Wake 2. Ecco, inizia proprio così. Oi Gabri, salve Salvino anche a lei. Sono riuscito ad arrivare giusto in tempo per l'inizio della conferenza Xbox. Vabbè, conferenza, dai, un video. Sti cazzi, c'è il DLC di Alan Wake, tutto il resto viene dopo. Tanto esce martedì. Che si dice, Gabri? Allora, vediamo se siamo un pochino indietro. Andiamo un po' a 2x così recuperiamo. Anche perché sono le 19, quindi... Oh, allora, siediti, rilassati e vediamo un po' Microsoft che ci vuole far vedere. A scuola? Come sta andando? E non mi manca la scuola, lo confesso. Vai, 35. Ok, ci siamo. Scuola, bene, l'unica cosa è che ho la tosse che disturba. Pure io, guarda, sono tornato a casa, mi è tornato un po' di raffreddore, c'ho pure io un po' di tosse che fortunatamente ho preso qualcosa e sta iniziando a togliersi, ma in questi giorni pure in live mi partiva della tosse brutto. Stai prendendo qualcosa a meno? Allora, ecco, dai, fallo vedere all'inizio.
Dai, lo fai vedere all'inizio e siamo tutti contenti, dai. Ecco qua. Ma mica uscirà Silksong, non penso. Oramai non penso neanche più che esista. Peni 18. Tanti 18. Ok, l'importante è che già ti stai prendendo qualcosa. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Coming back to this page. The author's clearly awake. It's like he's warning us. But about what? I mean, what does it mean? There was a crack in the lake house. The Marmots had let the lake in. This is Agent Kieran Estevez responding to an AWE alert in the vicinity. I need to speak with the Marmons. But the water could not flow. Ok. Trapped. Stagnant. The pressure kept building. Looking for release. Sì, 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 per l'amor di Dio. Oh. Che cazzo? Ma che sono sti cosi, mo? In the lake house, all agents converge on the facility now. Ma che sono sti cosi adesso? Bene, molto bene. Outside, in a forest. Not here, not here, not here. No, aspetta, 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 aspetta. Ferm, 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 ferm. Tone and horror elements to Chi era in quella gabbia alla fine? expansion, the lake house. Sì, bello, bello horror. Ha detto 22 la data, che poi mi sono distratto un attimo, non l'ho seguita. Allora, un attimo solo. Allora, ottimo, ottimo. Questo comunque al day one si fa, che il pass premium già l'ho preso all'epoca, quindi... Tu chi sei? Non so chi sei, però sembri simpatico. Sì. Mica Illo. No, non credo. Non aveva una tuta quello. Ma mica è OD. No. Kronos The New Dawn. No, però... Molto interessante. Ah, fai vedere anche un po' di gameplay. Va benissimo. Si sono ricordati che quando viene annunciato un gioco non conta solo la computer grafica, ma far vedere qualcosa del gioco in azione effettivamente sarebbe cosa giusta da fare. 2025 da Blooper Team. Ok, va bene. Affare fatto.
È già 2 titoli. Va bene. Tu chi sei? Match start, ok. Sei uno shooter arena? Però si è tutti al buio. Outlast 3 penso più in là uscirà, anche perché adesso sono ancora occupati con Trials, che continuano a far uscire contenuti. Blindfire. In accesso anticipato disponibile oggi. Blindfire is a unique shooter that removes light from the equation. Find out how the project came to be exclusively on Xbox Wire. Va bene. Io intanto vedo un attimo se qua mi dà la conferma di quello che ho visto. なんで俺はこんな砂浜で寝とったんや思い出せへん。いや Yakuza Like a Pirate. 俺は誰やノアのおかげで命拾いした。 Quando esce? Dal 22 ottobre. Ok, confermato martedì. Allora martedì sera Alan Wake. Confermato già adesso. Gabri, il volume è buono o è troppo alto? 俺は海賊の船長になって海に漕ぎ出した。あいつら A voi piano piano vi recupero. マッドランテスってとこから来てんだよ。ギャングとかマフィアのたまり場の島。 Ok, grazie mille Gabri. Si cambiano tutte le impostazioni qua all'improvviso. Yakuza e fai il pirata. Sembra una combinazione buona. そのうち一番でかいのがクイーン・ミシェルってバーサの組織だ。よく来たねキャプテン真島に五郎丸の皆さん。マッドランティスにはカジノも女の店もあるがパイレーツコロシアムに一番金が動く。 Paradossalmente questo rischia di essere il miglior simulatore di pirati. Mad Rocker. 記憶喪失のままでいいのかヤクザの大幹部だったんだろ記憶戻らんかったら Scimpanzé. 海賊家業続けんのもありか Pirate Yakuza in Hawaii. 28 febbraio. 21 febbraio. 7 giorni prima. Va bene. Like a dragon, Va benissimo. Yakuza in Hawaii Queste notizie sono sempre ben accette. we never expected. Find out about its naval battles on Xbox Wire. The Sewers. Aspetta, ma mica il nuovo gioco dei creatori di Cuphead. A clue, a lead. What more could a mouse detective want? Ah no, è quell'FP. Sì, questo lo facciamo in live. Questo lo devo giocare assolutamente. Real mouse changer. Sì, questo si gioca. Sì. And connect the dots. Looks like we just hit the jackpot. Oh, sì. Sì. Bello questo, Gabri? Allora, se dici Game Pass... Non dice Game Pass. Oh, i Biscuit, buonasera. Si vedeva un po' di giochini nuovi. E questo, sì, questo mi piace proprio il concept.
Poi lo stile grafico, vabbè. Allora, Alan Wake, già il pass ce l'abbiamo. Siamo ritornati un po' tutti. Ci fa piacere anche al mio amico che gli dissi che eri passato e ti abbiamo fatto il follow. Ci fa piacere che ci trovi simpatici e torni da noi. Perché eri stato sospeso? Che è successo? Subnautica 2. Subnautica espansione. Ah, tu sei Subnautica. Tu sei Subnautica. Subnautica multiplayer? Ma perché morire in uno quando puoi morire in coppia, giustamente? Sembra giusto. Io ogni volta che provo ad iniziarlo succede sempre qualcosa e poi non posso giocarci più. Subnautica 2. Ok. In accesso anticipato anche sul Game Pass. Ti provo. Dive into uncharted waters in Subnautica 2. Adventure alone or with friends as you try to survive on an all-new mysterious alien planet. Learn more exclusively on Xbox Wire. I am Shadow Donkey, and I'm aware there's a game of many shadows. It's a game where every La questione è molto semplice perché chiedevo alla gente qualcosa in cambio per ricevere la stessa cosa. Non era permesso da Kick, però quel che vale bot. Sì, guarda, vabbè, lasciamo perdere sto discorso che io pure su Twitch mi girano proprio i coglioni. Io preferisco più una persona come te che si pone gentilmente, senza bot, ci mette la faccia, ci mette il contattare direttamente qualcuno e chiedere il segui. Io non vedo quale sia il problema nel farlo come l'hai fatto tu rispetto a come fanno tante persone. Io i bot non ce la faccio più oramai. Poi mi contattano tutti con lo stesso messaggio. C'è mio zio che è famoso nel mondo dello streaming, ti può far diventare qualcuno. Ho capito. Cambiate messaggio, però fate un po' qualcosa di diverso. Eden Zero. Quanti cazzo di zii famosi su Twitch, Kick e quant'altro esistono al mondo? Ma qualcuno che dice c'ho il fratello che è famoso? No, niente, mio zio. Vabbè. Non conosco questo manga slash anime slash quello che è, quindi non so. Sì, sempre allo zio. Voi lo conoscete quest'anime? L'avete visto? Sapete, leggete il manga? Cioè, non so. Oramai sono vecchio, seguo solo One Piece e via. Devo arrivare alla fine di One Piece, poi posso anche morire, però nel frattempo 2025 Xbox e PC da Konami. Questo mi sembra che già si era visto. No. Aspetta, tu potresti essere simpatico, aspetta. Se dici pure Game Pass, l'affare è fatto. Ho un po' di Shadow of Colossus. Bella l'interattività.
Però guarda quanti follow sono riuscito. Sì, ma di fatti, io... Cioè, a questo punto perché puoi metterti la sospensione a te? Che poi qualcuno ti ha segnalato? Eternal Strands. Esce anche sul Game Pass, a posto. Fatto. Cimitero di Keyblade? Kingdom Hearts sei tu? I have seen the gods shatter into gilded mist. Mi sembrano personcine tanto simpatiche, eh? Steadfast heroes among them, and treacherous villains as well. I have seen the thrones brought low, faiths torn asunder, and all Persone reali, non bot. before the end. Appunto. They mourn and struggle in anguish and despair. Allora, vorrei salutare il tuo nickname, ma sembra un codice fiscale. Buonasera anche a te. Spero non sia arrivato anche tu perché c'hai un zio famoso che è conosciuto sull'internet e vuoi propormi qualche pacchetto per migliorare il mio canale. Battutine è che stavamo parlando di questo poco fa anche con Biscuit. Ecco, è arrivato pure Sir, a posto. Mastful Hunter. Ok, ottimo. No, mi sono pentito di molte cose nella mia vita, quindi sì, sono un pentito effettivamente. No, Sir, al momento tutto tranquillo. Sir, quando ci sei tu come moderatore non succede mai niente. Il problema è quando non ci sei. Sì, su Kick si può dire. Non so mo se Twitch mi bannerà i messaggi con il bot, eccetera. Allora, e difatti questi qua... Allora, fatemi rimettere la chat. Ma come ti ho già detto, tengo tutto lontano quando ci sono. Anche le rotture di coglioni sono lontane da Sir. Sir, sei al lavoro? Ancora no. La cosa che non mi piace di Kick è il chat che non ti permette di annullare quello che ho scritto. Sì, vabbè, io ho il programma per leggere le varie chat, in modo tale che riesco a leggere un pochino da ovunque scriviate. Sir, io martedì ti voglio qui. Sir, martedì ci serve la tua intelligenza. Quindi stiamo inguaiati. Però ci serve una mano. Niente, martedì hanno solo annunciato che esce il DLC di Alan Wake 2, esce Amanda di Explorer, sempre 2, e quindi ci serve una mano, ci serve un aiuto. Questo che cos'è? Sto gioco non è uscito, già ha vinto tutti sti premi. Com'è possibile? Grazie mille, Sir. Per il resto che si dice? Mica è fasmofobia. No, non credo. Sì, potrebbe essere il sensore. ...29 ottobre...
Minchia, io Phasmophobia lo comprai al day one, ci ho giocato un giorno, poi non l'ho più toccato. Diventato bello. This island offers everything you may need in your Tutto bene, niente a posto. L'importante è che non ci sono cazzi negativi nel mezzo, sir. and mountains of rock and ice. You are old enough now to know that for every bit of goodness in this world, an opposing force exists. In the heat of the earth resides a darkness you cannot fathom. Sono influenzato. Ah! Ti sei beccato l'influenza. Even a light like yours can be tempted by the dark, Preso su postina? Così ti passa tutto? and that I know you will. Ok, questo pure sembra un titolo interessante. Be resilient, be resourceful, be brave, my son. Stay in the light, with Babu by your side, and may the magic of this island protect us all. Facciamo una bella cosa. Metto anche il follow. To. Poi se torna e dice parolacce, provvediamo. Ok. Although I swore to protect it, I failed. Mi sento tachipirina, sto prendendo, mi sento una pezza. Ho sentito che stava girando. Infatti mo appena mi danno la disponibilità vado a farmi subito il vaccino quest'anno. Non voglio rotture di coglioni con l'influenza. Until all traitors are silenced, and our stolen kingdom return. Ok, chi sei tu? Dares to question my will, standing in the way of my redemption. Comunque stai andando al lavoro e non ti puoi prendere la malattia, scusa, non ti senti bene, no? Vero che l'albergo è tuo, quindi se non ci sei tu la struttura mi viene meno, però... ok. Va bene. Vabbè, mi posso muovere, poi ci sono quelli dell'Erasmus, quelli sarebbe un problema, ok. Ma è pieno l'albergo? Ah, tu sembri simpatico, eh. È un bel problema. Vabbè, però almeno senza febbre, o hai pure la febbre? Bella sta boss fight. No, febbre sembra non c'è. Ah, ok, meno male, meno male. Oi, Pierluigi, buonasera. Dai, simpatico. Allora, come per l'altro titolo, di che sei sul Game Pass e l'affare è concluso. My emperor will not fall in vain. You are just another lost soul, trying to oppose fate. And fate is No, hai capito, per questo. Stai riuscendo a mangiare almeno? Nothing is forever. Wuchang, Fallen Fathers 2025, Game Pass, Xbox e PC. Bene, a posto. No, aspetta, Allora, il gioco di Control multiplayer, non dovevi uscire tu. Non dovevi uscire tu. We need a new approach. Ok, in FPS ambientato in Control, ok. Questo pure lo devo giocare. Che qualcosa di trama ce l'avrà.
Vabbè, ma sono tutte armi del bureau. Lancia i nani. Che fa il nano? Minchia, uccide tutti il nano. FBC Firebreak. 2025 esci pure sul Game Pass. A posto. Dormire con l'influenza addosso è una cosa... A me prende soprattutto le gambe. Io mi rendo conto, se ho la febbre o l'influenza, se mi fanno male le gambe durante la notte. Lo zii Remedy ha fatto l'annuncio a sorpresa, ha mostrato anche un'altra cosa, il gioco di Control. 3 persone, missioni nel bureau, cose. Totalmente inaspettato, sono da anni che si parlava di sto titolo e mo l'hanno mostrato. Però esce sul Game Pass. Penso che sia finita. Firebreak come bombetta finale va benissimo. No, io ho tipo incubi strani che non mi permettono di dormire. Io li capisco subito quando sto male. Ah, ok. Vabbè, quello poi ognuno ha i suoi sistemi. Allora, la conferenza qua è finita. Devo dire la verità. Questa è stata molto bella. 25 minuti. Non è durata tantissimo. Si sono visti giochi, si sono visti spezzoni di gameplay. Ottimo. Hanno annunciato titoli nuovi. Io mi aspetto domani di leggere come al solito conferenza una merda, questa è stata una merda, tutta una merda, tutta una merda, tutta una merda. Va bene. Va bene. Allora, datemi un attimo che... Queste sono cose che non dovete vedere. Ecco qua. Allora. Vediamo un po'. Allora, per Luigi, noi abbiamo una missione. Una grande missione. Visto che siamo arrivati al presunto blocco, visto che siamo effettivamente arrivati al presunto blocco, noi in persona stiamo un attimino completando tutte le quest e varie, perché tanto entreremo nell'ultima zona quando avremo il Messia e l'ultimo dell'elenco da ottenere con le fusioni speciali. Quindi io adesso mi metto, se qualcuno vuole dare una mano, collaborare, aiutarci a fare tutto velocemente, ci facciamo un po' di potenziamento dei personaggi, farmiamo un po' dei materiali, ci completiamo le quest, in modo tale che per stasera, quando viene Gianmarco, vediamo di attraversare quel varco e capire un attimino cosa c'è. Allora, io ho messo qua, devo cambiare solo la categoria. Intanto il gioco sta caricando, non capisco perché tutto sto tempo. Allora. Ok. Allora. Io non ci sto giocando completamente. Vabbè, Sir, tu allo stato attuale non puoi giocare a niente perché sei ammalato. Ma secondo te chi ci sarà in fondo al pozzo? Il puzzo. Noi dubitiamo, anzi abbiamo proprio il presentimento che dietro la porta di camera nostra nel dormitorio ci sia qualcosa di brutto e che faccia male. Allora. Ok, sta andando tutto. Mi sono finito la storia di Goku e ho iniziato e finita quella di Black. E pure quella di Trunks. Ah, stai riuscendo ad andare abbastanza velocemente, dai. Non sei tanto una pippa come si credeva. O lo stai facendo a facile? Mi sto sfondando. Eh beh. No, ma ho visto qualche spezzone di gameplay, qualcosa così, vabbè. Anormale. Ok.
Ogni volta che penso al fatto di Persona 4 a facile, mi viene un po' da sorridere. Ma tu chi ti aspetti di trovare in fondo al pozzo? Allora, il gioco ti fa pensare che ci siamo noi protagonista, perché ogni tanto vediamo quella figura che corre in giro, eccetera, eccetera. Però no, non credo che ci siamo noi. Anche perché bisogna ancora capire come si è creato questo passaggio verso questa dimensione temporale alternativa. Quindi potrebbe anche apparire un cornuto qualsiasi. Oh, salve, sono io che vi ho fatto questo. E si prende le botte poi, cioè, non c'è problema. Anche perché mo cercherò di arrivare quanto più possibile, o addirittura capace che ce la facciamo, a livello 99. Iperpotenziati, tutti sistemati. Voglio vedere un po' chi si para davanti, cosa avrà da dire. Voglio vedere un attimo. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Abbiamo grosso modo 2 ore di tempo. Vabbè che non mi piace il DLC, ma un idiota qualunque sarebbe troppo pure per la Atlus, oppure no? Allora, Pierluigi, io vedendo i trailer e le immagini a un paio di giorni dall'uscita, io ho visto che c'è una fight con il protagonista di un altro gioco della serie Persona. Mettiamola così. Ho visto che c'è quel fight. Quindi quel fight segreto Gianmarco non lo sa. Quindi penso gli verrà un colpo. Però chi possa esserci mo giù? No. Anche perché noi siamo bloccati in questa bolla temporale. Tutto ciò che c'è all'esterno non può entrare. Tutti i cattivi del gioco base sono morti. Il Nunzio è venuto e ha preso gli schiaffoni. Quindi non penso ci sia un idiota qualsiasi, ma penso che ci sia... Gianmarco arriva dopo. Lo sto avviando già adesso perché dobbiamo completare le quest e devo farmare un pochino di punti esperienza. Quindi ho detto mi avvio io un pochino prima in modo tale che riusciamo a fare queste cose. Così quando viene lui dopo abbiamo recuperato del tempo. Allora, noi abbiamo tornato. Non si può giocare no, sono autorizzato a farmare. Sono autorizzato. No, sono autorizzato da Gianmarco, non ti preoccupare. Siamo di comune accordo su questo. Allora, ci serve recupero 2 e Automasuku. Però questo dobbiamo fare... Lo dobbiamo fare così. Quindi facciamo così. Facciamo così. Allora, andiamo in ordine. A sto punto qua registriamo tutti. Poi io qualcosa con Automasuku già ce l'ho. Automaraku, vaffanculo. Allora, perché ci devi autorizzare tu? Non ho capito. Da dove nasce questa tua... Tutti Maracucio. Masuku? Niente? Perché dovrebbe stare più ai livelli bassi. Sir, hai giocato Persona 4 Golden a facile e ti abbiamo non solo doppiato, ma abbiamo anche avuto il finale. Quindi no. Sui Persona no. Sui Persona no. Boss Supremo no. No. Questa non te la posso concedere. Allora, Pierluigi, io cerco così senza andare a vedere su internet proprio per godermelo. Però se tu hai la soluzione e vuoi collaborare, sempre libero di farlo, Ah, tu parli proprio in generale, sei il boss.
Ah, non la sapevo questa. Quando è successa sta cosa? Sono mancato 3 mesi, mi sono perso delle cose. Grazie mille Pierluigi, sei la nostra ancora di salvezza. Anche se ce l'ha qualcuno. Oh, già. Vedi che succede a stare via tutto sto tempo? Sir lavorava su un pizzo di montagna vicino al mare che non aveva internet. Sì, difatti noi facendoci il 3 reload e poi il 4, mi credi? Ah, mi sono proprio divertito. No. Niente, non ce l'ho. Non ce l'ho. Potremmo prendere la carta? No. Allora, qualcuno che la impara? Verità, no, no. Autoribellione. 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 Recupero 3. Crescita 3. Tarukaja no. Siamo pure diventati colleghi in tutto questo. Hai capito? Oltre il danno, la beffa. Io provai a streamare Outlast una sera. I primi giorni riuscii pure a fare qualche live. Però dalla live di Outlast dove cadeva proprio la linea e tutto, dissi no, è infattibile. A questo punto prendi le persone con gli attacchi elementali più potenti. No, vabbè, io mo per Luigi il piano è questo. Noi mo ci dobbiamo completare. Se ci riusciamo per le 9:30. Le missioni queste qua. Di base dovremmo fare. Completare queste missioni. Ci restano solo queste qua da fare. Più eventuali altre che si sbloccheranno, ma con tutti gli oggetti altro che abbiamo preso non c'è problema. Allora, ci serve la carta recupero 2. Torniamo pure indietro, tanto a sto punto. Completiamo le missioni. Completiamo il grimorio almeno per riuscire a prendere l'ultimo persona. E poi si fa tutta la parte finale. Poi che si presenti il nunzio e i suoi cugini. Allora, mettiamo altri spinaci a fa a sto punto. Se no dobbiamo vedere recupero 2 dove prenderla. Però tu ce l'hai. Ce l'hai, vuoi il turchese? Allora, i turchesi ove si prendono? Nei primi dungeon. Ok, allora. Cercando di mettere insieme tutte le informazioni così capire qual è la strada migliore da fare. Allora. Vediamo un po'. Bottone sanguinario è per il mietitore. Tolomea. Allora, vediamo un po'. Iris. Questo 39. Un corno imperiale. Ok, va in Ptolomea. Porta rossa.
Ok, ok, ok. È da quel lato là. Allora. Quindi andiamo. Tolomea. Partiamo qui e farmiamo già un po' qua. Anche se facciamo poco e niente, però vabbè. Allora, evitiamoci tutti loro. Tanto con quello che danno. Vediamo se c'è la porta. Ok. Ok. E quando non troviamo la porta. Corridoio buio. Ottimo. Ottimo. Vediamo di farmare un po' di cristalli. Prima che viene l'amico di Sir. Questo però non si butta. Allora. L'amico Frizzi. Lui si prende. Cioè, per forza. Guarda, giusto per... Ecco, facciamo così e passa la paura. Ecco qua, a posto, tutto pulito. E a sto punto, sì. Comunque danno 18. Quindi le mani qua conviene comunque prenderle. Allora, fai presto che viene Giovanni. Fai presto. Muoviti. Quelli amico di Sir. Poi dopo so problemi. Ok, uno scrignetto così. Crescita. Cazzo, potevi essere 2. Allora, c'è una parte sopra. Scatticchia un po' sta zona, eh. No, no, Giovanni. Giovanni, no. Allora, tu che sei un pochino incazzato. Almeno dai un pochino di esperienza in più. Ma quando deve stare con me è finita, è fatto sentire. Sì, sta tornando pure in live. È venuto pure ieri sera. È un pezzettino di cacca ogni tanto, però dai. Che cazzo di nickname si è messo Fabio su Steam? No, perché sto aspettando che mi dice quando me lo rimetti. Lui non lo dice. Io non glielo rimetto. Se una cosa la vuoi, la chiedi. Ti trovi? Io direi ce ne dobbiamo andare da qui. C'è il signor Giovanni. Eccolo, eccolo. Arrivederci. Ok, a posto, fatto. Allora. Manco per tornare indietro. Dai, dammi una porta. Dai, fai il bravo. Non è come me che te la facevo pesare. No, tu la facevi pesare. Ma quando mai, Sir? No. Ma che dici? Ricordo ancora la prima volta che ti mettemmo il timeout e si cancellò tutto, ti incazzassi come una iena. No, quando mai? Non ce lo ricordiamo sta cosa. Pippo Baudo m'ha seguito!
No, no, pezzettino di merda. Sto pezzo di merda. Non veni pure qua giù. Che vuoi tu? No. Senti, non mi devi seguire. Ecco. Cioè, uno scende per toglierselo davanti, quello ti segue. Boh, io non lo so. Ma che schifo è questo? Uscisse l'arcano maggiore dei nemici rari. Quello piacerebbe. Soldi che dobbiamo fare di persona. Allora, guarda, lascio stare anche te. Ancora? Ma che vuoi? Ma questo ci sta seguendo tutti i piani? Ma che cazzo vuole questo? Guarda, non ti meno perché ti devo menare con Gianmarco, però sangue della miseria. Ho capito, ma non l'ha mai fatto. Mi sembra un po' troppo nervoso sto mietitore, Ok, allora dovrebbe essere qua. Il nemico dovrebbe essere l'insetto questo qui. Dobbiamo solo menarlo. Allora, con le 8 ore regnante, ecco qua, sei tu. Devi solo morire e ci devi dare l'oggetto. Ora scegli tu come vuoi morire. Allora, a sto punto vai così. Va bene, va bene. Ah, sei debole al fuoco, tu come mi dispiace. Ti è capitata proprio male. Ecco, a posto. Meno uno. Ecco qua, a posto. I mostri che lanciano rivoluzione è come se si suicidassero. Sì, 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 ma di fatti l'ha fatto mentre abbiamo Junpei in squadra, quindi peggio. Sciolti tutti quanti. E ci sono gli ultimi. Allora, quello pericoloso sei tu perché metti Malia, quindi fatto 10 di danno. Cucciolo. Oh, tesoro. Ecco, sciolto. Oh, siete rimasti in piedi. Però siete deboli a Junpei. Sono uno. Ecco qua. Sì, sì, aumenta l'attacco, fai tutto, vai. Ah, tu non hai debolezza. Allora, aspetta. Ricorriamo agli antichi metodi. Ecco, a posto. Aiuto, che paura.
No, non ha proprio debolezze. Né debolezze né difese. Niente proprio, però. Ecco qua. A posto. Tanto sei morto. Minchia, me la so chiamata. Allora, ci ha dato l'oggetto. Corno imperiale. A posto. Completata la quest. Quindi ci prendiamo i tesori. Che comunque i nemici li abbiamo sconfitti. Quindi collana del tormento. Non serviranno a un cazzo, però abbiamo oggetti da vendere. Ok. Gilet del tormento. Tessuto nil eccellente. E piede del tormento. Ok. Allora, a sto punto torniamo indietro. Ah, da qua non si può andare, giustamente. Sì, l'importante è menare. Io ho paura del fight che dovrò fare a Re Fantasio, perché dove sono arrivato, madonna mia. Già per arrivare in cima alla torre è stato un parto. Non oso immaginare il boss cosa sarà. Mi ha risposto anche Sega al messaggio che gli ho mandato riguardo al bug. Ha detto che passeranno la comunicazione agli sviluppatori e... Ha detto io fino a qua non si aggiusta sta cosa, non ci gioco, quindi vedete voi come vi dovete comportare. I casi stanno aumentando di gente. C'è un bug praticamente. Tu arrivi al mausoleo, che lo sblocchi dopo aver completato la cattedrale. Inizi a fare il mausoleo, trovi dei nemici all'interno e ci trovi anche degli scheletri che escono fuori da alcune casse da morto che sono lì nella zona. Dopo un paio di giorni appare fuori all'ingresso del mausoleo un soldato imperiale che ti dà una quest, ossia ottieni 8 teschi. Rientrando nel mausoleo respawnano tutti i nemici tranne gli scheletri. Quindi la quest non è completabile. Il problema è che la quest ha un limite di tempo al 30 luglio. Ho provato a rientrare in vari modi, ho provato... Niente, sì. Se le parolacce che ho detto in live e non, guarda. Ora sono arrivato alla torre al 26-27 luglio. Mi sono calcolato i giorni in modo tale che riesco a completare la torre e faccio qualcos'altro. E aspetto la patch fino a quando non sa giusto. Fino a quando non si trova una soluzione, perché non posso non completare una... Io, hai visto, cerco sempre di completare tutte le quest. Non farcela perché non ci sono riuscito io è un conto. Non farcela perché c'è un bug, no, non lo accetto. No, perché quando li uccidi la prima volta non ti dà questo oggetto. Hanno due modi per aggiustare sta cosa. O metti che già la prima volta che li trovi ti droppano l'oggetto anche se la quest non è attiva e quindi tu dopo glieli consegni. Fatto. Il problema è che quando rientri le volte successive non spawnano proprio. C'è stata una persona, no, 2 persone oggi sui vari forum su cui sto dando un'occhiata hanno detto che uno riappare ogni tanto. Quindi ho più di mettermi lì e farmi lo stesso giro 500.000 volte fino a quando non ho ottenuto 8 teschi. Io lo faccio. Lo sapete, sono un deficiente, queste cose le faccio. Tolomea. Allora. Che numero è di questo? Controlliamo sempre per sicurezza. Vediamo quali sono i nemici. Allora. E questa è la quest 38. Catene della pazzia. Ok. Tolomea. Poi dobbiamo tornare qua dentro qua. Ok, vabbè, a Tolomea. Allora. Very well.
Tolomea. Entra dalla prima porta o da quella centrale? No. Ok. Non ho visto neanche la carta nuova che fa, non ci ho fatto caso. Tu sei un deficiente, non dico quanto ho farmato in certi dungeon, ma ti garantisco, penso ti batto. Quello di sicuro. Avendo capito la tua potenza per Luigi, ho capito che se io sono un pazzo, tu sei pazzo al cubo. Però se c'è una possibilità di continuarlo o ci svegliamo una mattina e appare la patch, cose io tutte le mattine come mi sveglio, ancora prima di andare a prendere il caffè, devo andare a scendere il computer, controllare Steam e vedere se c'è qualche aggiornamento per Re Fantasy. È quello che sto facendo da giorni ormai. Tutto bello, tutto perfetto, il gioco mi diverte, ci stiamo potenziando, è impegnativo al punto giusto. Lo devo fermare per colpa di un bug, dai. Dai, non si può fare. No, e allora, Sir, a questo punto ti conviene non toccarlo. Aspetta un attimo. Gianmarco invece l'ha fatta la quest ed è riuscito a completarla. Perché poi la cosa bella è che io quando sono andato nel mausoleo che mi si era attivato, questo che dava la quest c'era lì. Solo che entrando di corsa nel mausoleo per combattere non ci ho parlato. Pierluigi, ma tu che stai dicendo? Pierluigi, aspetta, Pierluigi. Fermi tutti. Cioè, mezza giornata che sono stato occupato ed è uscita 3 ore fa. Risolve un bug sulla progressione. Aspetta. Togliti pubblicità. In un secondo momento. Salvataggi multipli, ne ho 8. Allora, andiamo a leggere un po'. Metafor Re Fantazio 1.03 Changelog. Allora, ci sono solo 2 note. Aggiustate alcuni bug che potrebbero in rare occasioni prevenire la progressione sotto certe circostanze. Sembra un po' una supercazzola detta così, però va bene. Cambiato la modalità di connessione quando inserisci il nome. Vabbè, comunque, Pierluigi, grazie mille perché me l'ero completamente persa sta cosa. Io all'inizio sono, quindi mi ci vorrà tempo lo stesso. Sì, effettivamente passare tutto il... No, il prologo tu già lo facesti. Quello è un pochino dopo il prologo. Guarda, Pierluigi, grazie. Ora però, attenzione. C'è la patch. Ma correggerà questo problema? Tutto sembra far pensare di sì. Visto che è uscito... No, dove? Pezzettino di merda. Hai rotto il cazzo. Sì, allora, visto che è già uscita su PlayStation... Anzi, addirittura 2. Oddio santissimo. Allora, aspetta un attimo. No. Oggi o domani pomeriggio, al massimo dopodomani?
Che c'ho veramente i giorni contati. 27 completo la torre. 28 torniamo in città alla fine della torre. E il 28 andiamo a fare il mausoleo. 29 si consegna la quest. Il problema è che devo perdere un giorno senza potermi allenare. Però vabbè. Poi vediamo di recuperare in un secondo momento. Minchia, un pomeriggio sono stato occupato, è successo sto poco. Va bene. Ok, vai, sì, metti tutto. Allora, su altri 30.000. Amplifica fuoco, vai, sì. Allora, a sto punto possiamo pure scendere direttamente giù. Questi sono giustamente i piani che già abbiamo fatto. Allora, qui dovremmo entrare e uscire. Infatti qua ci sono le porte. No. Però qua saranno chiuse perché già le abbiamo fatte. Difatti qui sono spente. Dobbiamo vedere le prossime. L'ombravide, ok, vabbè. Tanto abbiamo pure l'abilità di fuga, siamo a posto. Vai, sì, usa. Poi attenzione, io mi sto informando principalmente sulla quest dove mi sono bloccato io, però ho letto anche di persone che stanno avendo un po' di problemi anche su altre cose, Ecco qua, bravo Junpei. Bravissimo Junpei. Ok, a posto. Allora, l'arcano del diavolo, sì, per farmi un po' di oggetti e cose varie, male non è. Allora, topazio, polvere d'animo, ok, va bene. A posto. Andiamo giù. Andiamo giù. Ok, ma dobbiamo vedere se esce nella zona qui. E se ci sono i nemici, se no dobbiamo entrare e uscire fino a quando non appare. Allora. Innanzitutto io farei qua. Niente orologio. Anche perché mi sto trattenendo dal giocare a Re Fantasio, proprio perché so che se non si aggiusta a questa situazione, io per quanto posso inventarmi cose da fare, non posso più andare avanti in nessun modo. Quindi che mi ci dia cortesemente la patch. Stavo pure vedendo, fai vedere se qualcuno ha fatto qualche modifica al salvataggio per inserire i 3 oggetti dentro. E gli 8 oggetti dentro. Niente. Voi una volta ci facevate paura. Ecco, appunto. Ok, a posto. Mi interessa manco la mano arcana, guarda.
Però se ce la dai schifo non ci fa, eh. Ok, vai Metis. E noi a sto punto scendiamo giù. Ok, qui c'è la porta. Io però voglio vedere lui dove li combatte, in che zona. Lui sta al quinto piano, che è la zona precedente. Allora, devo vedere però che tipologia di nemico è, che se non so quelli. Luce dell'anima. Aspetta che mo la prendiamo. Aspetta. Non dobbiamo uscire completamente dalle sabbie del tempo qua. Allora, aspetta che forse sono loro. The enemy. Ok. È droppato dai nemici sulla destra. Ok, quindi 2 monaci bianchi. Ok, io ce l'ho a destra. Ok, quindi sono loro. Tu poi dove cazzo vai? Va bene, a posto così, grazie mille. Allora, aspettate che rimetto la chat. Ok, allora. Codici Filide. Ok. Looks like you can target a weakness. Ok, i nemici sono loro, quindi si trovano sia nella prima zona che nella seconda, ok. Perché non voglio gettare gli arcani maggiori che siamo riusciti a prendere. Salve. No. Però. Senti, andiamo sul classico. Ecco, il classico non delude mai. Suka. Allora. Preferisco usarla su quelli là dopo. Allora. Anzi no, sai che ti dico? No, non ne vale neanche la pena effettivamente con te. Ok, ecco qua. Bello rapido e veloce. Sì. Ok, eccoli qua. Allora, sono loro? I gemelli folli. Ok. Suka. Prendiamo te da mezzo. Ecco qua, un problema in meno.
Allora. Ecco qua, fresco al limone. Dammi l'oggetto per piacere. Ottimo. Va bene. Catene della pazzia. Ok. Mi sembra che erano quelle. No, fermo. Lama Vorpal. Che fai? Dici di no? Ok, Junpei ha imparato tutte le mosse. Allora, andiamo qua, mo che c'è. Collana del tormento. Del tormento. Del tormento. Del tormento. Oggetto. Oggetto. Oggettone. Del tormento. Allora, e anche quest'altra quest ce la siamo fatta. Allora. Ora, l'ultimo arcano che mi potrebbe far piacere è quello dei punti esperienza. Così facciamo anche un pochino prima. Allora, tesoretto di qua. E noi ci andiamo a questo punto. Allora, donzella. Tenghi. E possiamo prendere un altro arcano maggiore. Poi sabbia bianca. Giudecca. Per avere i tarocchi la stella. Allora. Quindi è la 35. Vediamo un po'. Portami un po' di sabbia bianca. Giudecca, va all'inizio. Sempre nelle porte della Monade. Ok, fammi vedere. È quello sulla sinistra. Ah, la clessidra che fa ulop e prende danni da tutto. Ok. Quindi dobbiamo tornare a Giudecca. Allora, innanzitutto salviamo che già ne abbiamo completate 2 in così poco tempo. Non lo credevo possibile. Tolomea. Empirio. Malabolge. Moglie. Giudecca. Ok. Pierluigi, riusciresti a dirmi un persona che tramite evoluzione impara quella mossa che ci serve per la quest? Che io me lo porto appresso, al limite lo tengo equipaggiato e vedo di farlo salire velocemente. No, così facciamo pure quella nel frattempo e ci siamo tolti un'altra missione da mezzo. Allora aspetta, ma ti faccio vedere la quest. Sì, qua. No, tu devi essere fatto solo con le abilità, mi sembra. Tu sì. Aspetta, aspetta. Aspetta, non ti muovere. 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 Ecco. No, era la quest. Fai una fusione con auto. Aspetta, aspetta, ma la faccio vedere, facciamo prima. Automaraku mi sembra che era. No.
Allora, aspetta. Allora. Noi dobbiamo fare, che poi di conseguenza usciranno pure quelle successivamente dopo, però come va a finirci è successo l'altra sera che completammo una quest delle armi da craftare, già ne avevamo fatte 3-4 tutte insieme. Automasaku. Io non ce l'ho uno, non ce l'ho. Very well. Al limite preferisco portarmi quello in giro, farlo salire, fargli fare la fusione, mettergli da uno. Che cresci da 2 per le carte, servono solo le gemme, vediamo dove prenderle, si farmano un pochino e via. Here are my requests. Fare succube, questo riusciamo a farlo facilmente. Sabbia bianca è quella che stiamo andando a cercare. E il mietitore la facciamo dopo quando viene Gianmarco. Vedete solo quelle là che possono uscire sequenziali dopo. Allora io continuo a cercare un attimo la porta. Era questa, giusto? Giudecca, ok. Vado inizio a scendere di qualche piano, vedo se c'è qualche porta da qualche parte. I'll do whatever I can to help my sister, so I don't get left behind. Allora, vediamo un po'. Come on, Qui non c'è, se no ce l'avrebbe fatta vedere. Eccola qua, a posto. E l'oggetto che ci serve è sabbia bianca. Che la carta mi sembra non la vendano con la sintesi. Vedete se c'è. È quello là a sinistra. Ok, quindi qua c'è. Ok. Allora, noi possiamo fare qualcosa? Allora, ho controllato in rete, ci sono alcune persone che puoi fondere e ottenere Automaraku. Ok. Ora vediamo se questo ci dà l'oggetto. Torniamo indietro per consegnare la quest e vediamo di fare pure questo. No, questi qua non dovrebbero essere un problema adesso. Per il fatto che abbiamo completato già 2/3 missioni. Tutto grasso che culo, eh. Ok. Meno uno. Ecco qua. Allora, voi mi dovete dare quell'oggetto. Datemi l'oggetto. Minchia, tutte le volte che li abbiamo affrontati e non ci hanno dato niente. Ok, questi sono quelli che devo ottenere. O ce l'hanno e crescendo di livello? Non c'è debolezza. Ma va che io ti rompo le difese. Ma stai zitto. Ok, vedo se uno di questi già ce li ho. Vediamo un attimo nel grimorio. E questo poi me lo metto in squadra. Si farma un pochino. Tu non ti fai niente. Vabbè, tu giusto il tempo che ne riesco a fare un altro.
Ah, se entrassi il congelamento. Allora, tu giustamente non so cosa fai. A questo punto. Tu devi fare la cacca. Questo devi fare. Dopo sua magari mi riempie la barra. Vabbè. Ok. Ottimo. Hai visto che se sbagliavi. Suka. Per ottenere la persona che lo ottiene prima ti conviene Canto Kires che lo ottiene verso il 53esimo livello. Quanto sono deficiente, aspettiamo subito la completiamo. Se la sblocca lui è capace che già ce l'ho con l'abilità. Perché tu puoi anche prendere i persona dal grimorio del gioco base. Quindi se io ce l'ho già preconfezionato, uccello a sto punto, vai così e via. Non ho visto se mi ha dato l'oggetto. Allora, mi sa che non è andata stavolta. Facciamo così, prendiamo tutto. Ok, mo usciamo e controlliamo sta cosa, così se lei c'ha il puntino esclamativo in testa vuol dire che abbiamo l'oggetto e la possiamo completare. Calzini dell'eresia. La manilla eccellente. Ok. Allora. No, difatti non l'abbiamo preso. Va bene. Allora, salviamo qua. Welcome to the Velvet Room. Salvettino. Perché sì. Poi. Allora, se io metto il nostro grimorio base e metto detto Browse to your heart's content. This persona, yes? eccolo qua, la impara a 51. So you'll be summoned. A posto. Very well, it's yours. Noi ci mettiamo lui. Are you finished? We look. Allora, ce lo equipaggiamo. Anzi, più che equipaggiarlo, sai che farei? Ecco qua. E torniamo a Giudecca.
Ecco qua, a posto. Facciamo fare un livello veloce. Però mi conviene farlo scendendo giù. Adesso ci vuole una mano dorata. Ok. Fatto. Gli ho dato pure la carta inutilmente a sto punto. Vabbè. Allora. Vai. Ecco qua. Allora, questa l'ha completata. -1. Qua non è stata cosa. Il terzo piano, ok. A questo punto posso anche togliere. Ah no, mi avevo dato crescita che non me l'ero equipaggiato, vabbè. Allora. Va bene, Junpei. I hate to break it to you, but we're actually on our 103rd floor. Junpei, fatta la figura e merda. Junpei, ammettilo. Fascia della vitalità. L'orologio non esce. Va bene, vabbè, è uscito un paio di volte prima. Abbiamo ancora il nipote di Rocky e Doggo da portare in giro per farli salire di livello. Allora, il nemico raro è lì. Filthy monster. Hey, ain't that one rare? We got the upper hand. Do your best to take it down. Ecco qua, fatto. Il problema si è risolto da solo. A sto punto sì. Facciamo uno. Ok. Grazie Angelica era quella che aumentava l'illusione contro tutto. Ok. Decreto demoniaco. Ecco qua. Resiste agli attacchi fisici. Garudino. Sperando comunque abbiamo sempre il healer che usa il vento, quindi meglio così a sto punto. E possiamo scendere giù. Porta? No. La differenza fra Dwayne Wesker si vede come Buldato Belzebù. Con me era il tank totale. No, non voglio farmi subito il tencone o quello che mi chiudo e so proprio matematicamente che non mi toccheranno più neanche con un dito in una seconda run. Nella prima cerco sempre di non strafare perché sennò poi non mi diverto. Cioè io veramente con Re Fantazio, con quelle fight difficili e impegnative, ma io sto godendo come un riccio, Pierluigi. Ma veramente sto godendo tanto. Ma perché chissà che fine hanno fatto i salvataggi e cose varie.
Ho fatto dei mostri, ma nel vero senso della parola. Allora, se critti... Oh. Aspetta. Non ti muovere. Non ti muovere, eh. Mi raccomando. Boom. E voglio un po' il brivido della sconfitta. Deve bruciare il culo durante un fight. 1 e 2. Sì, vai così, vai, tutti su. Sì, amplifica vento pure, Il piano di cura se ne va a farsi benedire. Facciamo così. Toh. Vi lancio singoli e chi si è visto si è visto. Allora, tesoretto. I topazzi erano quelli che ci servivano. Buono. Porta? No. Porta? No, perché qua non c'eravamo stati. Allora. Due. Carica, ok. Wanna check that chest? Oh, we can go down from here. Eccole qua. Non me le avevi fatte vedere, sciocco. Sciocco, non me le avevi mostrate. E sono le 20:30. Ok, abbiamo un altro retta. Ok. Ci sono? Non ci sono. Mannaccia la miseria, mannaccia. No, non mi conviene allora. Preferisco continuare ad andare giù e provarne un altro. This is our special. Take it down if you can. Ok. Birichino. Sei un birichino, sei. Tu aspetta, non ti muovere. Non ti muovere. E tu ti alzi. Ora non ricordo per fargli salire la barra più velocemente, però... vabbè. Colpa tua. Ecco. A posto. Esperienza. Soldi. E va bene. Allora. Vediamo un po' di trovare la discesa. Prima che viene l'amico di Sir. Quello poi ci insegue per i piani, è un problema. Allora, a sto punto facciamo così.
Allora, tu Good day. Are you accepting a request? non si prende lui perché fa parte del grimorio del gioco base? Allora, aspetta, e io faccio così. Faccio in questo modo qua. Allora, qua salviamo. E ok. Which will you choose? Are you satisfied? Please choose what skills to inherit. Ecco qua. It's finally time. Signorina Elizabeth, l'ho fatto, eh. Ho fatto anche un altro. Ok, sì, 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 sì. Are you finished? We look. Adesso sì. Adesso sì. Adesso sì. No, neanche. Come cazzo lo vuoi? Scusami. Are you accepting a request? Mostrami. Forse me la devo equipaggiare? Very well. Signorina, ce l'ho. Good day. Are you accepting a request? Perché non se lo prende? Perché? Portami un persona con auto Masuku. Questo è Maraku, a noi serve Masuku. No, per Luigi dobbiamo rifare il piano. Welcome to the Velvet. Allora, questo ce lo teniamo come base. Vabbè, ma vediamo come utilizzarlo. Please choose the personas you would like to fuse. Pantalone. Are you satisfied with this? Are you satisfied with this? It is a special Allora, persona you l'obiettivo è fare lui. is it not? Lui. C'ha urla di trionfo. Cioè, a parte questo. A parte questo. È giusto che l'ultimo boss venga battuto con lui. Tutto a 63. Vabbè. Allora, Devo fare qua. Ci serve. Ci serve un bel po'. Se hai Horus ti basta in quanto ce l'ha di base. Aspetta. Horus. Vediamo un po'. Please take a look. Ecco qua. So you'll be summoning this one? May it be your inner. Costa un rene, però va bene. Very well. We look. Signorina, siamo tornati. Signorina. Eccoci qua. Adesso ti piace, eh? Here are my wonderful. Ok, non ci sono quest consecutive, quindi ci siamo tolti dai coglioni. Allora, dobbiamo fare succube con potenzia malia. Very well. Allora, che per caso già ce l'ho sempre nei capitoli precedenti? Welcome to the Velvet Room. This is your progress. Perché io ho succube, mi sembra che qua l'ho fatta. Succube. This persona, yes? No. This persona, yes? O prendiamo la carta. Oppure mi serve qualche indicazione sulle fusioni da fare. Allora.
G, tu cosa suggerisci? Prendere la carta è più facile, ok. La trovo nei dungeon. Tu sei Giudecca, quindi stavo vedendo bene. Quindi Giudecca. Andiamo dall'8. Ok, ok. Ah, che recupero la dobbiamo fare là. Potenzia Amalia non ce l'ha. Noi compravamo pure quella. E chi si è visto si è visto. Quindi devo fare fight a tutta iosa fino a quando. Solo dove potrebbe uscire? Che non vorrei sbagliare il dungeon. Allora aspetta, facciamo così. Mo giriamo un po', vediamo che cosa troviamo. Tanto comunque dobbiamo cercare le porte qua. Allora. No. Ok. Comunque stiamo andando abbastanza veloci, pensavo ci volesse di più. Vabbè che sono obiettivi da DLC, quindi non è che sono così complicati. No. Ok, ma vediamo un pochino qua, se no ci andiamo a vedere quale blocco è nello specifico. Salve. Aspetta che proviamo subito. Ok, però ha funzionato lo stesso. Ma non siete deboli alla luce, ok. Vabbè, vabbè. Ottimo. Gritta, gritta, gritta. Ottimo. E non ha funzionato, vabbè. Perlino è buono. Ma non c'è niente. Non c'è niente. Potrebbe essere un oggettino qua. Pietra vitale per 2, va bene. Porta? Ok. Per fare il farming grosso ci conviene andare nell'ultimo dungeon. Ci mettiamo là. Allora aspetta. Approfittiamo del fatto che noi rompiamo le difese. Non ha funzionato come doveva. Ah, cazzo, respinge.
Fatto molto male. Fatto ancora più male. Niente. You better watch it. Now's the time. Tu non puoi fare un cazzo, al massimo fai questo. Tanto abbiamo tutte le teurgie caricate, quindi mo che entriamo nelle porte. Minchia se sono duri questi, comunque. Ottimo. Un pochino di meno potevi farlo. Rivoluzione. E c'è lui che è nuovo, a sto punto lo prendiamo. Ci portiamo comunque avanti il Grimorio a sto punto. Allora. Continuiamo per di qua. Qua è da dove siamo venuti, quindi siamo tornati indietro. Ottimo. Benissimo. Allora, Wesker, la skill che penso sia Element Boost in originale è una carta di livello 6, livello 5. Allora, il problema è che mo le porte non sono in ordine. Poi ci possiamo vedere le quest vecchie. Vediamo il primo. Forse dal secondo dungeon potrebbe uscire. Allora, Junpei, ti prego, tu almeno falla, che sennò qua non finiamo più. Ecco qua, a posto. Facciamo uno. Facciamo due. Facciamo 3. Poteva entrare il congelamento. Va bene anche così. Vabbè, Junpei, non era il caso di grittare, però. Sembra un'occhiata, non si può mai sapere, c'è qualcosa che comunque ci può servire. Allora, tesoretto. Catena di perline, buono. Questo è buono. Voi non vi ho mai affrontato. E siete degli stronzi, vabbè. Si è incazzato Junpei. Sta iniziando seriamente a incazzarsi Junpei, sì. Ok, ottimo. C'erano pure. Allora, vediamo un attimo. Ucci, ucci, eccolo là, bello, frontale, frontale. Allora, potenziamento.
Ok. Ah, iniziamo proprio da voi. Va benissimo. No, a sto punto siete in 3. Facciamo così allora. Questa mossa fa male, molto male. È sempre un piacere riaverla. Bravo, bravissimo. Ecco qua, ecco. C'è il secondo. C'è stato un bruttissimo gesto da parte tua, Io ti sto avvisando. Allora, anche perché a questo punto... No, me li tengo. Allora, facciamo... Amrita come se piovesse di qua. Hai rotto i coglioni. Lo dico proprio con il cuore. Allora. Ecco qua, siamo tornati a posto così. Meno uno. You can't hit any weaknesses. Idolo ovviamente si concentra. Concentrati bene, mi raccomando. Ok. E sono due. Allora, tu mo adesso devi andare subito giù perché sennò stiamo 4 ore qua e non mi sembra il caso. Ok, a posto. Allora, aspettate, fatemi fare una cosa. Faccio cambio cuffetta così faccio caricare un po' la mia. Ok. Allora, punti esperienza. Ma sì. Ci hai dato le sabbie? Sabbia bianca, ok, fatto. Abbiamo completato pure quest'altra quest. Ok. Allora, facciamo 1 e facciamo 2 e facciamo 3, facciamo 4 e facciamo... No,
Vabbè, tutta roba che lascia il tempo che trova, però va benissimo. Collana pugnale. Ok. Non c'è il teletrasporto, quindi ce ne andiamo col solito sistema. Allora. Sabbia bianca. Are you accepting a Let's hear the results. Cosa fa la stella? Anche? Minchia, 3 carte alla volta. Portami un candelabro divino. E già ce l'avevamo. Ottimo. Va bene. Una già ce l'avevamo in coda sotto, quindi a posto. Il problema sono queste qua. Allora, visto che abbiamo la mana arcana completa, proviamoci a fare un po' di potenziometro. Vediamo di prendere qualche punticino d'esperienza qua. Allora. I really respect your determination, sister. Ah, aspetta, qua è dove siamo arrivati ieri. Fermati, fermati. Fermati. Ah, quindi c'è ancora un altro blocco da fare, non è l'ultimo. Però ha detto, prima che scendi qua, guarda che c'è un cambiamento nella storia, una cosa grossa, mi raccomando, fai attenzione, po. E ci riporta giustamente sempre là. Ok, quindi ne dobbiamo fare. I really respect. Facciamo da qua e ci entriamo dall'inizio. Vai. Ti ha detto che dopo quella porta accadrà qualcosa di molto forte a livello di trama. Eh sì, difatti là ci siamo fermati ieri e ci siamo detti completiamoci un attimino tutta la situazione. Quindi questo è l'ultimo dungeon. Mo qua farmiamo punti esperienze varie e via. Allora, qua invece dobbiamo lottare un po'. Siamo forti qua, ma comunque c'è da perderci un pochino di tempo. Tanto per completare quella là di recupero 2 dobbiamo uscire per forza fuori. Naturalmente vedendo se i materiali richiesti per fare l'oggetto ce li abbiamo. Ma penso di sì. Ecco. A questo punto farmiamo un pochino di esperienza qua. Perché comunque qua si prendevano bei punti esperienza, A posto. Punti esperienza, riflette colpo no. Prendiamo questa qua. Con nemici normali sto 13.000. Forza primordiale. Al posto di crescita 2. Allora, vediamo un pochino di qua.
Ok. Allora. Ed è un tolto direttamente. Vabbè. Lui invece non è morto. Ok. Mo se escono le mani ci converrebbe un bel po', eh. Allora. Così, bravi ragazzi, salite, salite. Fammi Sara, va bene. Vai, Giampi. A sto punto andiamo direttamente giù. Ottimo. Allora. Iniziamo da lui. Loro scappano, poverini, però problema. Allora, fulmine. Fulmine. Vaffanculo. Vaffanculo. Va bene. Va bene. Brutta combo, ma non mi hai fatto assolutamente niente. Mo fa 200 di danno e fa 8 colpi. Ragazzi, ne state un pochino approfittando però, eh. Avete fatto voi? Posso fare io? Ecco, a posto. Io ho fatto la mia. Ecco, mi sa che ha avuto un esito molto diverso da quello che avete fatto voi, eh. Allora. Ma sì. Che bussa al mio convento a quest'ora? Ok. Allora, su altri 13.000 messi in saccoccia. Buono. Qui ci abbiamo un altro cristallino del crepuscolo. Il tesoro qui già l'ha preso a Junpei prima. Gocce dell'anima. Ok. Ah, Pierluigi, solo per capire, per regolarci sul da farsi. Arrivato a quel punto, cioè quello là, la scala dove ero prima, a parte finire le sub quest, anche fare il persona, quello definitivo, è una cosa da fare obbligatoriamente adesso. Cioè, passato quel punto non possiamo tornare più a parlare con Elisabeth e andare nella Velvet. Che visto che si entra dalla porta centrale per arrivare a quel piano, non penso che sia la fine del gioco. Cioè, entri, boss finale, titoli di coda. Non penso. Un attimo soltanto. Allora, un attimo e torno. Aspetta, lascio qua, tanto non succede niente.
Eccoci qua. Allora, esperienza e amplifica perforazione. Ecco, questi sono i punti esperienza che ci piacciono. Allora, vediamo un po'. Possiamo pure scendere. Eccola qua. Allora, facciamo prima qualche fight così vediamo di farci salire un po' le barrette. Castellone. Castellone va giù. Ok. Ottimo. Ottimo. Che già stava a terra, per questo ha crittato. Invece è crittato proprio in maniera ottima. Una volta che hai scoperto le debolezze dei nemici, le battaglie... Sì, sì. No, ma qua mi sento abbastanza tranquillo come zona per lui. Nonostante l'ultimo dungeon, mettiamola così. All'inizio qui abbiamo avuto problemi, però poi abbiamo preso... Abbiamo avuto un po' di fortuna ieri, se ti ricordi, che abbiamo preso un botto di esperienze e soldi con le carte che avevamo e con gli incontri che abbiamo fatto. Siamo riusciti a salire già ieri un bel po'. No, io li devo portare a 99 perché ho dei problemi, quindi se non sono a 99 non si passa al boss finale, però. Allora. Andiamo di qua. Che mi stanno messaggiando tutti adesso? Toca. Tanto così. Fammi fa una cosa... A sensazione, a sentimento. Io apro Steam. Non c'è ancora l'aggiornamento per Re Fantasy. Io mo ogni tanto vado a vedere. Magari all'improvviso uscirà, chi lo sa. No, domani, massimo dopodomani esce pure. Allora. Facciamo un po' di pulizia. Saturno fa il suo lavoro. Ne sono uno. Sono due. E sono tre. No, Pierluigi, spoiler, assolutamente no. Sono proprio banditi per legge. Poi io me li becco sempre. Questo è un altro paio di mani. Allora vai e picchia duro. Pierluigi, fallo tipo indovinello. Cioè, fammi capire ma non farmi capire. Ecco, tu sai il modo. Ottimo. Ottimo. Tu hai sentito la domanda che ti ho fatto prima, Pierluigi? Può darsi che forse c'era la pubblicità sotto e non mi hai sentito. Giusto per capire anche io come mi devo organizzare. Ah, ok, ok. Quindi era per quello la frase che mi hai scritto adesso? Giusto un capire se posso tornare nella Velvet. Questo mi interessa. E basta, posso tornare nella Velvet dopo. Mi serve solo la conferma che se adesso viene Gianmarco e prendiamo le scale e vediamo il blocco nuovo di storia, eccetera, eccetera, poi abbiamo modo di... Hai capito?
O quello è proprio il punto che porta al finale? Sì, però... Ok, io posso tornare alla Velvet. Ok, va bene, va bene. Va bene. Ok, l'importante è che si può tornare alla Velvet. Oh, è che sei una lagna. Sei debole oscurità. Ma che gli vuoi dire a Junpei? Cosa gli vuoi dire? Che gli vuoi dire a Junpei? Non gli puoi dire niente. E che cazzo succede? Torniamo noi in vita e Aegis diventa cattivo. Vai. Aegis cattiva e con 2 lanciamissili al posto delle mani. Suka. Allora, manetta arcana. A questo punto Junpei crit alla grande. C'è anche da dire che secondo me Junpei è il personaggio che cresce di più a livello personale. Sì, sì. Da cazzone inutile diventa a ti meno tutti con passione. Danno divino grave. A posto. Bravo Belzebù. Ok, altri 2. Ci dai l'orologio? Assolutamente no. Allora, abbiamo un bel po' di barre teurgia caricate. Ma che lei dovrà curare, quindi magari qua ci può uscire qualcosa di forte. Salve. Salve a voi. Andiamo, facciamo qualche piano e vediamo almeno di completare quelle quest. Sì, però è un punto importante di storia. Cambia il protagonista. L'unica cosa che mi verrebbe da pensare è che succede qualche cazzo e non siamo più Aegis. Torniamo noi? Lui è tornato? No, Junpei si deve... Nada spoiler. No, 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 ma era giusto una considerazione mia, così. So che non mi rispondevi, però... È l'unica cosa che mi viene da pensare. Dannato sexy per Luigi. Ma mi hai messo che io devo scendere là e devo capire che succede. Mannaggia la miseria, mannaggia. Oh. Va bene. Va bene. Accetto il pericolo. Tanto a completarle queste, se abbiamo fortuna, non ci mettiamo neanche tantissimo. Il grosso già ce lo siamo fatti pure, quindi. No, che cazzarola può succedere? E perché per avvisarci il gioco... No, Junpei, fermati, Junpei, fermati, sennò qua siamo 8 ore, fermati. Fermati un attimo. Suka. Tu li pari tutti, Andiamo così. Ok, ottimo. Butta giù.
Ok. Ecco qua, secondo problema risolto. C'è un Pippo Baudo. Allora, Pippo Baudo gli piace il fuoco. Gli è piaciuto. As predicted. I just evaded the attack. Comunque stiamo riuscendo a fare questi nemici sempre più velocemente, eh. È un po' un peccato, però. Ok. Numero 3. Culo Morfeo. Saturno. Ok. Sono 2. E col terzo va giù direttamente. Ah no, già col secondo, va bene anche così. Allora, punti esperienza, soldi, ricchezza, fama, potere, punti esperienza, cose, oggetti, 42.000 punti esperienza. Allora, facciamo 1. Facciamo 2. Va bene. L'ultimo. Ok, fatto. Allora, arriviamo una volta fino al limite e poi usciamo e vediamo di completarci le quest. Almeno ci facciamo un po' di esperienza. Ah, scusatemi. Allora. Salve. Siete sempre quelli di prima, giustamente. Potere del pisellone. -1. Allora, scendiamo giù. Dai, dammi le mani. Piccola lore, il pisellone appare come quasi nemico finale in Persona 1. Ah, questa non la sapevo. Cioè, quindi nel primo è più un pezzo grosso. Stiamo sistemando con i calendari e tutto. Voglio studiare un pochino una cosa. Però non ho dimenticato la promessa di prendere i primi e vedere di portarceli in live. Non ho dimenticato. Vai, vai Pierluigi. Allora, riempiamo la teurgia e prendiamo esperienza. Farming molto leggero e facile sta venendo su, Allora, salve a voi. Ok.
E uno va giù. Ne sono due. Suka. E non c'è due senza tre. Poi gli oggetti per gli SP per noi ce li abbiamo comunque. Soldi e punti esperienza. Va bene, va bene. No. Signore della magia. Questo al posto di Mediaramo. Anche se avere una bassa... Signore della magia diminuisce pure l'uso delle magie curative per Luigi? O ricordo io male? Con i topazzi. Mi sembra che erano i topazzi che servivano. Vabbè, andiamo un attimo a vedere. Allora, salve. Ok, ogni magia, ok. Ricordavo bene allora. Infatti è stato proprio Persona da piccolo che mi ha insegnato l'importanza delle parole, che lo giocavo in inglese, conoscevo a malapena l'inglese. Ho imparato proprio che piccoli vocaboli e piccole parole facevano la differenza. Ok, Gianmarco mi ha mandato il messaggio e sta partendo. Quindi penso un 10 minuti, un quarto d'ora è qui. Io come viene giusto il tempo che stacco e cambio il titolo alla live. Questo farming lo lascio come extra sotto Xbox. Poi mi vado a modificare io la puntata manualmente. Allora. Tanto ho scritto allora su personale, ma è sotto automod. Aspetta. Che ho usato la parola porno. Allora, in Persona 1 una coprotagonista molto importante per la storia si chiama Maki Sonomura. È stata ispirata da una vera attrice che lavora nel porno e non a caso le prime sillabe di nome e cognome formano la parola maso. I protagonisti dell'1, che poi, se non mi sbaglio, Pierluigi, ci sono riferimenti nel 3 che usciva o uno o due personaggi in qualche modo. Mi ricordo sta cosa. Sono vari personaggi. Ok, allora ricordavo bene. Io un bel remake o alquanto una remaster, perché comunque sono già sfiziosi così. I Persona Q. Quelli se escono, che alla fine quelli là non li ho mai finiti. Ce li ho pure sulla 3DS. Il problema è che non li ho mai finiti. Sulla 3DS, pace all'anima sua. Non che è morta, che si è rotta. Non so che fine abbia fatto. Non lo so. Attacco pisellone. Tra l'altro nel 3 Reload nelle monade trovi l'arco di Mary, una delle migliori armi per giocare, ma nella traduzione sbagliata in origine è l'arco di Maki. È tornato Gabri. Buonasera Gabri. Soldi, ricchezza, fama, potere, donne, macchine di lusso, blackjack, tutto ci ha dato sto fight. Minchia, materiale raffinato qui in mezzo così è un po' di culo, eh. Allora. Allora, qui ci vuole... Ma sì, qui ci vuole.
Sì, Gabri, abbiamo avuto la fortuna di completare tutta la mano arcana, quindi prendiamo 2 carte ogni fight che riusciamo a completare correttamente. Le carte sono di livello superiore, visto che uno degli ultimi dungeon prendiamo quasi 30.000 yen a botta. Quindi stiamo prendendo un bel po' di cose. Ci stiamo preparando per la boss fight finale, Gabri. Ricordiamo come in Persona 3 per tutta l'ultima parte del gioco ci hanno letteralmente detto che stava arrivando questo nunzio, che era il distruttore di mondi, dell'universo, di tutta, eccetera, eccetera. Come siamo poi entrati nel fight preparati e sistemati per bene, ha preso delle botte. Infatti devo andarmela a rivedere la fight col nunzio. Ci ha buttato di tutto addosso, ma non ci ha creato problemi. Ed erano... per Luigi erano più di 5 fasi il fight. Ok, ottimo. Allora, soldi, annulla luce. Ma io annulla luce la prendo, to. 13 fasi. Ok, ok, ok. Non ricordavo correttamente il numero. Ricordavo che erano un bel po', quindi non volevo fare figure di me. Se guardi la TV, in molte persone troverai un programma, Who's Who di Trish, che spesso introduce personaggi dei Persona precedenti. Trish è un personaggio che incontri in Persona 1. Io ho l'inizio stampato di Persona 1 e che molte volte che l'ho provato ad iniziare, però poi non ci riesco. La classe, tutti che si riuniscono per il rituale, eccetera, eccetera. Non so quante volte. Allora. Cura totale. Tu non capisci, sta arrivando il nunzio, vuole distruggere l'umanità. Ti ricordi che cazzo di botte che ha preso? Allora, tu... ecco qua. Guarda Junpei. Ti ricordi quanti problemi ci davano questi? Ecco qua, a posto. Io che sono cresciuto con quei giochi riesco ad andare avanti, ma ragazzi non è facile, per questo è difficile e lo rifaccio. No, e secondo me per questo li rifaranno, per lui. Che perché non credo hai fatto il remake di Persona 3, rifarai al 99,9% il remake di Persona 4, che fai poi il remake di Persona 5 che comunque è uscito relativamente da poco. Qui addirittura sono le K. Soldi, esperienza 47.000 yen, 45.000 punti esperienza, mosse, soldi, esperienza, salute, blackjack, account PlayStation Plus, tutto c'ha da tutto. Crescita. Penso che rifaranno i primi 2, perché sarebbe a questo punto, visto che il brand di Persona sta avendo molto successo e finalmente molte persone lo stanno scoprendo, e che fai? C'è i primi 2 capitoli così e non... no. Cioè veramente sarebbe, passatemi il termine, da stupidi non farlo. Perché è difficile? Cioè a questo punto rifai il primo, il secondo, il 3 già ce l'hai. Rifai il remake del quarto. Il quinto già va bene così. Poi c'è 5X che comunque ti aggiunge altre cose. Però i primi 2 è un peccato non farli. Perché di base tu hai già la storia, i personaggi e tutto. Cioè devi solo passare
2D in 3D e devi cose, quindi... Ma secondo me già ci staranno... Oh, i Smolder! Il prossimo è il 4 che è il più richiesto. Io il 4, abbiamo detto in live molte volte, è quello che amo e non vedevo l'ora di rigiocarci, perché poi volevo rigiocarlo l'anno scorso, ma iniziando a fare live e uscendo il 3 ci siamo fatti prima il 3, prima il 4, ma io non vedo l'ora di mettere le mani su un remake del 4 fatto così come hanno rifatto il 3. Quello di sicuro lo faranno. Io credo che la scaletta possa essere... Allora, Re Fantasy è uscito. Quindi, inutile che ci nascondiamo tutti. Io penso che il prossimo titolo grosso che Atlus debba annunciare sia Persona 6. Perché penso che i tempi siano abbastanza maturi per un Persona 6. Ci troviamo tutti fino a qui? Siamo tutti d'accordo? Che penso oramai Pierluigi Re Fantazio per me è il GOTY. Non giocavo un titolo che mi prendesse sia di trama che come gameplay che come cattiveria nei fight. Poi puttana la sorella c'ha la quest buggata, però va bene. Va bene. Cioè, hai rovinato un piano perfetto, hai rovinato. Ti devo fare male adesso. E allora? Ti do una carezza, aspetta. Ecco qua, a posto, fatto. Con tutto il bene per gli altri titoli che ci sono, per qualunque cosa, ma per me è il gioco dell'anno, Re Fantasio. C'è una bella storia. Smolder, tu l'hai giocato Re Fantasio, hai provato il prologo? Però io resto comunque dell'idea, come dicevo prima, che per me adesso Atlus dovrebbe annunciare Persona 6. Provato il prologo, se non gli danno il GOTY faccio un macello. Tu poi l'hai preso, lo prenderai più in là. Ho avuto la fortuna e l'onore che i deficienti dei miei amici me l'hanno regalato, quindi ci sto giocando e quello che succede nel prologo non è neanche la punta dell'iceberg. Cioè l'iceberg visto da lontano, poi ti avvicini e c'è la punta e poi c'è tutto il resto sotto. Adesso aspetto i soldi di un lavoro che sto facendo e vedo di prenderlo. Guarda, ti dico, aspetta giusto un po', proprio perché è successo a me e ad altre persone. Mi si è bloccata una quest che non posso completare, ma fortunatamente mi aveva proprio avvisato prima Pierluigi che è uscita la patch versione PlayStation e su Steam dovrebbe uscire a giorni. Quindi fallo aggiornare un pochino perché ho letto di varie problematiche in giro, eccetera, eccetera. Solo i giochi pubblicati dall'11 novembre al 4 ottobre 2024, demo incluse, possono essere candidati a GOTY, quindi non so. E lui ci entra proprio bello, giusto, giusto. La demo è uscita prima. Sì, sì, un po' come Silent Hill 2. Guarda, guarda. Silent Hill, io ho avuto la fortuna che un amico mi ha prestato il suo account Steam perché aveva fatto il preordine e quindi ci poteva giocare prima. Ma va una merda su PC. Cioè mi blocca proprio OBS. L'abbiamo iniziato, abbiamo passato anche gli appartamenti. Non riesco a giocarci, si blocca tutto. Però è fatto bene. Fatto bene. Sono un po' dei legni durante i fight, sia James che le care entità. Però quel sistema di attacco schivata piacente. Piacente. Atmosfera che lo dica fa. E vi giuro, lo dicemmo pure in live se non mi sbaglio,
entrando in Silent Hill la prima volta con la nebbia fatta in quel modo, con il gioco fatto in quel modo, a me la lacrimina usciva perché bellissimo. L'ho verificato, forse può essere candidato al GOTY, dove se la dovrebbe vedere con Black Myth Wukong. Allora, io ho sentito da Gianmarco a cui non piace tanto questo genere di giochi, che lo ha adorato Wukong, e difatti per ottenere il vero finale bisogna finire il gioco tipo 3 volte. Lui si è messo là e si sta completando tutto. Non posso dire, perché io preferisco toccare con mano i titoli prima di dare un parere grosso. Però per i miei gusti, piacendo tanto RPG e varie, e visto quanto è bello denso Re Fantasio, addirittura nell'ultimo dungeon ho preso degli oggetti e mi hanno detto li puoi usare per questa cosa, ma io quella cosa non l'ho mai fatta, quindi altra modalità, altre cose da fare. E sono prologo, capitolo 1, penso che sto al capitolo 2 alla fine. Cioè neanche che sto chissà quanto lontano. Tenere il vero finale devi fare alcune cose e battere il boss opzionale più forte del game prima del boss finale. Può essere fatta anche di prima run. Ah, ok, che Gianmarco mi diceva che ha dovuto rifarlo per ottenere una cosa, vabbè. Io muovendo tutti sti titoli l'ho messo un attimino in stand by, poi appena si calma un pochino la situazione. A me qua prima la conferenza Microsoft, a parte che già era uscito il rumore un paio di giorni fa. Ragazzi, martedì qui si prospetta un seratone. Se volete essere dei nostri, siete tutti ben invitati. Abbiamo Amanda di Adventurer 2, quindi ci cagheremo un pochino sotto. Poi esce il secondo DLC di Alan Wake, è uscito il trailer prima durante l'evento Xbox. E cazzo di atmosfera horror che c'ha. Poi escono dei mostri da un dipinto e sono fatti d'acqua, e mo va a capire con tutta la trama di Alan Wake dove vanno a parare. Infatti non oso immaginare che cazzo succederà martedì. Ok, fatto. Allora, e c'ho ancora Shin Megami Tensei 5 che pure mi hanno regalato al mio compleanno. C'ha una sfortuna quel titolo che non riesco a giocarci, una cosa assurda. L'ho iniziato su Switch, ho visto come andava e l'ho abbandonato perché ero sicuro sarebbe uscita la riedizione su PlayStation a 60 fps. E vabbè. Ah, ok, c'è dall'altro lato. Me l'hanno regalato al compleanno. Io non ero presente qui, che ero a lavorare fuori Napoli. Sono tornato 3 giorni a Napoli e ci ho giocato, mi sono proprio consolato. Poi sono tornato e tra Re Fantazio e altri titoli, altre cose che sono uscite, ce l'ho là e ogni tanto mi guarda, mi saluta. E beh, è là, è là. Anzi. Cioè, non so se si vede. Cioè, guarda che bello. Guarda che bello. Guarda quanto è cattivo, più che altro. Ma bello proprio. Infatti la sto prendendo con calma sta cosa, proprio perché ho fatto sino 2 blocchi. Tipo Dead Stranding, che dopo averlo giocato 2 volte l'ho ripreso su Steam qualche mese fa e mi guarda nella libreria. Smolder, io l'ho giocato la prima volta su PlayStation, poi l'ho preso su PC e l'ho fatto su PC, poi è uscita la Director's Cut su PS5 e mi sono rifatta pure quella. Io come esce Dead Stranding 2, finita. Finita. È bello anche perché prosegue la storia del 3. Quello ce l'ho. Quello è uno che non ho mai giocato, il 3. Devo ammettere i miei peccati.
Però il 5, ricordandomi quello che avevo visto sulla Switch, vedendo le aggiunte che hanno messo qua e vederlo girare a 60 fps è un'altra cosa proprio. Sì, Smolder, tanto mo si avvicina Natale, sai quante offerte che mettono? Anche perché mo uscendo la Pro con la normale un pochettino si riesce a trovare qualche prezzo ottimo. No, ma è bello proprio. Bello, bello, bello. Cattivo, molto, 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 molto cattivo. Come è giusto che sia per un Shin Megami Tensei. Non è che su PC ridicolo. No, mi sembra che lo prese mio fratello sulla Play. Aspetta, fammi vedere. Fammi vedere, aspetta. Aspetta un attimo, te lo dico subito. Mi ricordo che mi disse: oh, ho preso Shin Megami Tensei. È quello dove ci sarebbe Dante di Devil May Cry come boss fight opzionale, giusto? Il 3. Poi quei giochi ti appare Dante come... Va bene, va bene. Multiverso. Come personaggio opzionale, ok, ok. Ok, pensavo l'avessi attivato io in qualche modo. Mi ricordavo che fosse una boss fight opzionale. Però no, l'ha preso. Ha preso la riedizione quella là in HD che è uscita un po' di tempo fa. Aspettate che rimetto Twitch sotto. Ecco qua, ok. Allora, un po' è bufatino. Però è bello proprio, bello proprio. Ok, Gianmarco ha parcheggiato. Allora, 2 minuti e gli vado ad aprire la porta. Fuca. Allora. Esimio, bussi la porta e mi mandi un messaggio se vede che non la sento. Cioè là davvero poi a difficile, ma veramente se... A parte se sbagli una mossa, finito. Finito, tutto finito. Ma anche alcune fight, è successo pure in live, per lui. Fight che sembravano fatti a nostro favore, nel giro di un turno per un critico che è entrato a loro, morti. Ok, Gianmarco sta arrivando, a posto. Allora. Guarda, giusto che dobbiamo fare qualche altro piano. Voi siete deboli a Junpei, quindi. C'è fuoco, ghiaccio, suono, vento, Junpei. Loro sono deboli a Junpei. Lama turbinante no, punti esperienza. Allora. Completiamo sto piano. Ok, aspettate. No, chi è che mi ha scritto? Ah, ok, ok. Allora, a sto punto facciamo così, facciamo così. Usciamo fuori. Allora, per Luigi io inizio a staccare un attimo la live, così inizio a settare subito i titoli e tutto, massimo 5-10 minuti e torno. Andiamo qua e facciamo male. Quindi giusto il tempo che cambio i titoli e ci rivediamo tra poco.